quando un comune al nord viene a questo punto sciolto per mafia, oppure comunque viene ricoperto una serie di indagini di stampo mafioso, fa venire la pelle d'oca. Non usa a mezzi termini il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, che un comune del territorio si avvii verso lo scioglimento per infiltrazioni mafiose è una notizia dura da digerire anche per il cuore produttivo veneziano. Nella relazione del prefetto Vittorio Zappalorto, inviata al Viminale, si riassumono le indagini della procura e il lavoro svolto dalla commissione d'accesso prefettizia, 3 componenti di alto livello che per 6 mesi hanno setacciato ogni documento del comune di Eraclea. Nonostante il massimo riservo, sembrano appurati forti legami tra la politica locale e le organizzazioni criminali, legami risalenti nel tempo e radicati. Ora la questione è nelle mani del Ministro dell'Interno prima di passare al Presidente della Repubblica e al Consiglio dei Ministri. Tutti passaggi che al momento sembrano scontati e che dovrebbero portare il Comune a un periodo di commissariamento straordinario. Per il numero 1 degli industriali il caso di Eraclea deve interrogare tutti sulla criminalità nord-est. Marinese lo dice in maniera diretta: il territorio è ricco quanto vulnerabile e non si può far finta di non vedere. È un qualcosa che viene da lontano, perché il radicamento così profondo c'è stato non dalla sera alla mattina, ma è stato un radicamento che è nato nel passato, magari tutti l'abbiamo sottovalutato, ma adesso è un pericolo che abbiamo davanti agli occhi, non possiamo far finta di non vedere.